Nel 2024 le imprese italiane non sono riuscite a trovare 2,2 milioni di lavoratori con competenze green, cioè tecnici dell'efficienza energetica, esperti di sostenibilità, installatori di impianti rinnovabili. Lo segnala Avvenire su dati Confartigianato, che parla di una transizione verde senza lavoratori verdi. Il paradosso è evidente. Avevamo previsto 4,4 milioni di assunzioni orientate alla sostenibilità, l'80% del totale, ma quasi la metà di questi profili non è stata coperta. Nel nord-est la situazione è ancora più grave. Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige superano il 53% di reperibilità, con punta del 58% in province come Belluno, Pordenone e Trento. Le micro e piccole imprese, cuore del nostro sistema produttivo, sono le più penalizzate. Su 235.000 figure green da assumere, 148.000 sono risultate introvabili. È una carenza che blocca investimenti, rallenta i cantieri e mette a rischio la stessa transizione ecologica. Il presidente di Confartigianato, Marco Granelli, lo ha detto chiaramente. La sostenibilità non è solo una scelta etica, ma un'opzione strategica di crescita economica. Non possiamo permetterci che le buone intenzioni si scontrino con la realtà di un capitale umano non preparato. Queste sono le parole del presidente. Servono risposte quindi immediate. Una riforma della formazione tecnica e professionale che metta ambiente ed efficienza energetica al centro dei programmi, sia scolastici ma anche tecnici. Alleanze stabili tra scuole e imprese per formare giovani pronti al lavoro e politiche attive con incentivi mirati per chi assume competenze green. Perché la transizione ecologica non è solo una questione di tecnologie, ma di persone. Senza lavoratori formati, anche i migliori piani restano sulla carta. La vera sfida del nostro tempo non è solo diventare sostenibili, ma rendere sostenibile il futuro del lavoro. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 €.